proprio mentre io stavo preparando questo messaggio, questo studio, che avevo infilato tutto nel computer, no? Stamattina ancora a casa mia, a Mantova, è successa una roba che io non ho mai visto succedere in vita mia usando il computer. È 20 anni che uso il computer, ok? Non avevo neanche le mani sulla tastiera, ero arrivato all'ultima slide e praticamente è uscito, questo file è praticamente esploso e poi è scomparso dal computer. Ho detto, Signore, cosa succede? Ma il Signore mi ha detto, su cosa predicherai? E predicherò su battaglia spirituale. E quindi è successo questo. All'inizio mi sono disperato, ok? Ho detto, Signore, devo rifare tutto da capo, ci ho messo un'ora e mezza, adesso come faccio? Poi ho cominciato a girare un pensiero nella mia testa. Ho detto, no, io non mi dispererò, per 2 motivi. Il primo, perché io vedrò un'altra volta l'opera del mio Dio agire nella mia famiglia e nella mia vita. Punto numero 1. E seconda cosa, vedrò un'altra soluzione, che io diventerò ancora più forte di prima. Quindi grazie Satana per quello che hai fatto. Allora tu che sei qua stasera, caro, che sei nel mezzo di una battaglia spirituale nella tua vita, nella tua famiglia, nella tua situazione particolare del lavoro, della scuola, sappi una cosa, non farti convincere che sei un caso disperato, perché è una bugia diabolica. Okay? Il Signore è nel controllo della tua vita, il Signore ti darà una via di uscita, perché le prove non durano per sempre, fratelli, le prove capitano per un tempo ma ci rendono sempre più forti se noi le attraversiamo con la presenza del Signore. E ti voglio dire questo, noi siamo nel bel mezzo di una guerra spirituale che è cominciata tanti e tanti anni fa, quando a un momento a uno delle creature più belle, più meravigliose dell'universo, che era quel cherubino, quel protettore che è Satana, il diavolo, si è insuperbito e è andato contro Dio. Stasera faremo un messaggio / studio, ok? Non è proprio un messaggio classico con apertura, chiusura, 3 punti, no. Io a volte mi sento più un battista, tra virgolette, rinnovato, no? E a volte, non sempre, a volte sono un battista classico, a volte battista... Dipende da come Dio mi guida, ok? Io voglio essere sensibile alla parola di Dio. Stasera faremo un messaggio così / studio, ok? E voglio leggere con voi il primo testo, perché tanti anni fa è cominciata questa battaglia che non è ancora finita. E dice così la parola di Dio. In Ezechiele, capitolo 28, da 11 a 15, la parola ci dice: la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: figlio d'uomo, pronuncia un lamento sul re di Tiro e digli: così parla il Signore, il Dio, tu mettevi il sigillo alla perfezione, eri pieno di saggezza, di una bellezza perfetta, eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto di ogni tipo di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti onici, diaspri e zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio. Preparati il giorno che fosti creato, era un cherubino dalle ali distese, un protettore, ti avevo stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco, tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Di chi sta parlando questo testo? Del diavolo, di Satana. E questo testo ci dà un'idea esattamente di chi lui è, una delle più belle creature dell'universo, che a un certo punto ha deciso di inorgoglirsi e si sentiva quasi uguale a Dio. Ha detto: adesso io voglio prendere il posto di Dio. Ma c'è una cosa molto interessante qua che voglio farti notare, quando dice tamburi e flauti erano al tuo servizio. Lo stai notando questo testo, quando dice tamburi e flauti erano al tuo servizio? Sai di cosa sta parlando? Che Satana, il diavolo, era il ministro della lode nell'Eden. Allora facciamo un'applicazione pratica. Come mai i gruppi di lode della Chiesa sono così bersagliati, secondo voi? Come mai ogni tanto il diavolo va dal ministero di lode e dice: voglio mettere alla prova questo, voglio mettere alla prova questo, voglio mettere alla prova questo, e lui va nella presenza di Dio, cerca, come ha fatto con Giobbe. Vi ricordate con Giobbe, quando ha detto: Signore, voglio mettere alla prova Giobbe? Ok, fai. E Dio permette questa cosa, e a volte noi vediamo delle vite che crollano, a volte noi vediamo delle persone che vengono provate fino in fondo. C'è chi resiste, c'è chi no, ma sapete perché? Perché questa bellissima creatura, che era una bellissima creatura creata da Dio, va, tenta
e cerca di distruggere le vite delle persone. Ma c'è una buona notizia, cari fratelli della lode, che il Signore è con voi. E voi siete lo strumento che Dio vuole usare per la sua gloria. Quando voi cantate e ci portate a un livello più alto di spiritualità, perché è questo che resterà, perché sapete ci sono due cose che sono cominciate nel giardino dell'Eden e termineranno nell'eternità, due cose solo. La prima è il servizio che durerà per tutta l'eternità, perché il Dio ci farà servire nell'eternità, e ci sarà un'altra cosa, ci sarà la lode. Queste due cose resteranno, e se tu diventi una persona che vuole essere servito e non è più capace di lodare, tu hai perso l'immagine di Dio dentro. Ma ti ricordo una cosa, che Dio è con te. Dio può fare con la tua vita di una vita di lode e di adorazione, perché tu possa essere la creatura che Dio ha sempre sognato che tu sia. Questo nemico ha portato con sé, e non è da solo, sai? È molto ben organizzato, perché dice la parola di Dio in Apocalisse capitolo 12 versetto 3 e 4, dice: apparve ancora un altro segno nel cielo, ed ecco un gran dragone rosso che aveva 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi, la sua coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Sai una cosa? C'è una pessima notizia per me e per te. Un terzo degli angeli che Dio ha creato è caduta con la ribellione di Satana, è molto ben organizzata e combatte contro la famiglia, combatte contro la Chiesa, specialmente, ti dico una cosa, ti chiedo preghiera questa sera, combatte contro i pastori delle chiese e cerca di distruggere la vita dei pastori delle chiese, perché sa che quando una vita di un pastore cade un sacco di persone a fianco a lui. Per favore, io ho passato una settimana terribile, ok? Terribile, ve lo posso assicurare. Non sei da sola, ok? Siamo in cammino insieme. Chi ha passato una settimana terribile? Non siamo soli, Ma sappi una cosa, un terzo degli angeli è contro di te, ma gli altri 2 terzi sono con noi. Io ho pregato il Signore, ho detto: Signore, circonda questa chiesa con i tuoi angeli. E sai una cosa? Torno a ripetere, mi sono stupito, ho detto sabato sera alle ore 20 le persone pensano a stare con la gamba sotto il tavolo, e a un certo punto avevo già ceduto all'idea che qua questa sera c'era quasi nessuno. Ho detto no. Chi era qua presente quando ho detto aggiungiamo delle seggiole? Chi è che si ricorda? Ho detto: Signore, io non cedo a questo pensiero, ok? Ho detto stupiscimi un'altra volta. Gente, c'è la chiesa piena, gloria a Dio. Perché? Perché gli angeli di Dio hanno circondato la Chiesa, hanno permesso ai fratelli di arrivare tranquillamente qua. C'è una guerra contro di noi, fratello, contro la tua vita, contro la tua famiglia, contro la tua Chiesa, contro i tuoi pastori, ma tu non devi disperare, perché gli angeli di Dio sono con noi, il Signore lo ha stabilito e il Signore principalmente è con noi. Sappi una cosa, che questo diavolo ha un grande progetto nel mondo, un grande progetto. Dice così un testo di Isaia: come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Il grande progetto del diavolo, guarda com'è preziosa la parola di Dio, quando ci apre gli occhi sulle verità spirituali. Qual è il grande desiderio di Satana? Essere esattamente uguale a Dio, sedersi sul trono di Dio ed essere adorato come un Dio. Sapete che si sta preparando un'era oggi su questa terra. Il mondo sta vedendo un'era che mai ha visto dall'epoca della creazione di Adamo ed Eva. Si sta creando quello che i sociologi chiamano, no, già da diversi anni, il mondo globale, ok? Globalizzato. Tutte le barriere stanno cadendo, tutte le informazioni sono a disposizione di tutti, e sotto, mi chiedo cosa, sotto il controllo di chi? Sapete che negli Stati Uniti, in Spagna, perfino in Brasile e qua in Italia c'è anche addirittura il progetto di mettere un microchip a tutte le persone? E la cosa interessante che gli scienziati hanno scoperto è che questo microchip, sapete dove è il posto migliore che hanno scoperto questi scienziati di mettere dove? O sulla mano destra o sulla fronte.
perché è il posto dove crea meno allergie. E oggi, fratelli, il mondo sta cominciando a essere tracciato, la tua vita è quasi tracciata completamente, basta che mettano un microchip e tutto sarà sotto il controllo di una persona solo un giorno. La parola di Dio dice questo. E quando la parola di Dio, che è stata scritta 2000 anni fa, dice che un uomo un giorno metterà un marchio sulle persone, che sarà il marchio della bestia, che è il 666, il marchio dell'anticristo, e è stata scritta 2000 anni fa, il Signore sapeva cosa diceva, perché sta succedendo, fratelli. Sta succedendo. Oggi se tu vai con una macchina, dentro nella chiave c'è un microchip. Se tu acquisti una chiave c'è il microchip. Se tu acquisti un elettrodomestico c'è un microchip. Se tu compri un animale, dentro nell'animale ci devi mettere il microchip. Sai l'unico microchip che manca a noi? Perché un giorno, fratelli, ci sarà un uomo che controllerà questo mondo e vorrà essere adorato come un Dio, e lui vuole avere sotto controllo le nostre anime. Ma tu che sei qua stasera, ricordati che invece del marchio della bestia tu hai il sigillo dello Spirito Santo, perché la mia vita e la tua vita appartengono al Signore, è una questione di appartenenza. A volte il diavolo viene da noi, ci fa cadere, vero? Perché a volte noi pecchiamo, sapete che anche i pastori peccano, no? Ed è una sofferenza enorme quando noi pecchiamo. Se tu sei veramente credente, quando tu pecchi tu soffri. Sei d'accordo con me? E sai cosa fa il diavolo? Hai visto tuo figlio là? Hai visto lui che dice di essere cristiano? Allora dammelo per un pochino di tempo. Ma se la parola di Dio non mente, a fianco a Dio Padre seduto sul trono, dice la parola di Dio in Ebrei capitolo 10, che alla destra del Padre c'è Gesù, e il suo ministero, fratelli miei, è quello di intercedere giorno e notte per noi. E sai quando il diavolo va a rivendicare le nostre vite davanti al Signore, sai cosa dice il Signore? Dice: battaglia finita, quello lì appartiene a me perché io ho dato il mio sangue per lui, quello non è tuo. Quando sento queste parole dalla parte della parola di Dio, faccio dei salti, sono un po' vecchietto, non li faccio più come una volta, ma così ancora riesco a farli. Io salto di gioia, fratelli, perché la mia vita appartiene al Signore, io so dove sto andando, io so che vado nell'eternità con Lui, qualsiasi cosa mi succeda, mi possono fare di tutto, ma il Signore possiede la mia vita, il Signore possiede la mia vita. Un giorno, so più dove ho messo, questi. Ok, un giorno succederà questo per le persone che non credono nel Signore. Apocalisse 13, 3, 4 dice: e vidi una delle delle sue teste come ferita a morte, sta parlando del diavolo, ma la sua piaga mortale fu guarita. E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, cioè l'anticristo, e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Fratelli, chi non adora il Signore, sapete cosa succederà? Non ci sarà la seconda scelta, no? O tu adori il Signore o tu un giorno adorerai la bestia, l'anticristo. C'è una barzelletta molto interessante. Da una parte tutti i demoni, dall'altra parte tutti gli angeli, no? E c'erano delle persone, un muro li divideva, un muro altissimo, no? E tu vedevi delle persone che camminavano avanti e indietro per questo muro, no? Da una parte e dall'altra, e i demoni tutti zitti, no? E a un certo punto gli angeli si sono incuriositi e hanno detto: ma come mai i demoni non parlano? Come mai non dicono niente? Perché non li fanno cadere da quella parte là? E allora un angelo un pochino più sveglio degli altri va dai demoni e gli dice: senti, ma spiegami un segreto, ma come mai voi non urlate, voi non cercate di farlo cadere dalla vostra parte? Un demone, quelli lì che camminano sul muro già ci appartengono. Se tu non adori Dio, un giorno adorerai l'anticristo, questo è sicuro al 100%. Non so se ti piacerà questo messaggio, io mi sto prendendo dei grossi rischi a predicare queste cose, ma quello che dice la parola di Dio è questo: gli abitanti della terra adoreranno la bestia perché avranno un marchio di appartenenza a Lui. Io appartengo al mio Signore,
Il Signore è qua per dirti, vuoi appartenere a me? Io voglio che tu sia mio, perché io ho dato la mia vita per te. Io ho dato la mia vita per te. Tu vuoi questo sigillo di appartenenza del Signore? È bello appartenere a una famiglia, no? Con un padre così poi, io voglio un papà così. E quando io penso all'immagine del mio papà, fratelli miei, io penso all'immagine del padre del figlio il prodigo. Tu ti ricordi della parabola del figlio il prodigo? Questo figlio che è andato in mezzo ai maiali, sporco, magro, brutto, pieno di peccato, aveva vissuto fino in fondo al pozzo e a un certo punto gli è venuto il barlume di tornare indietro, ha detto tornerò indietro. E com'era suo padre? Aveva la faccia dura, ha detto figlio vatti a lavare, prima puzzi di maiale, sei magro, mamma mia che barba incolta. Io non so cosa hai combinato tu nella tua vita, ma io ne ho combinate tante. E sai una cosa, e continuo a combinarle. Questo ti scandalizzerà, no? Perché sfido chiunque qua a dire io pastore io non pecco. E sai che non c'è misura di peccato? Sai che una bugia è uguale a qualsiasi altro tipo di peccato? Sai che ipocrisia è uguale a qualsiasi altro tipo di peccato? Ma noi tante volte entriamo nella chiesa, no? Alziamo le mani, glorifichiamo il Signore e diciamo wow che bello essere al culto, poi usciamo, litighiamo con la moglie, con il marito, con i figli, critichiamo il fratello, magari lo pensiamo solo, no? Ma nessuno vede. Allora, se nessuno vede il peccato non è grave, ma il Signore è pronto sempre ad accoglierci, sempre pronto a liberarci dai nostri peccati. Un giorno, chi non adora il Signore oggi, adorerà un'altra persona. Questo è chiaro nella parola di Dio. Sai chi è il diavolo? La parola diavolo deriva da una parola greca che è la parola diabalein. Sai cosa vuol dire? Gettare la palla in mezzo. Hai mai visto delle famiglie divise? O delle chiese divise? Allora, sai perché succede questo? Perché c'è il diabalein che prende una palla e viene lì da Stefano e dice Stefano, sai che Pompeo è una persona veramente pessima? Ah, è vero pastore, hai ragione, quella volta là lui ha fatto questo, quell'altro. Io ho buttato la palla a te e lui cosa farà? Vedrà il nostro atteggiamento, quindi andrà a parlare con Marina e dirà ma guarda quei due lì come se la accordano, no? Hai visto che roba? La palla comincia a girare per la Chiesa. Sapete cosa succede, fratelli? Che la Chiesa si spacca, perché cominciano i pettegolezzi, cominciano le inimicizie, cominciano i partiti politici. Cosa succede? Una confusione, per non dire un'altra parola. Ok? Il diavolo viene lì, nella tua famiglia, nella tua chiesa, nella tua vita e comincia a buttare la palla da una parte all'altra e distrugge la tua vita, distrugge la tua famiglia. Quanti casi di chiese separate, divise perché il diavolo ha cominciato a fare questo e le persone non avevano maturità per capire. Sai come fa il diavolo? Fa così. C'è un testo biblico che dice così. A Efesini capitolo 3, versetto da 1 a 3 dice: per questo motivo io Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù per voi stranieri. No, non è questo, David. Scusa, era 2, 1, 3. Ok. Capitolo 2, versetto 1 a 3. Per favore, se riuscite a metterlo. La Bibbia chiama il diavolo il principe della potestà dell'aria. Ok? Sapete cosa significa la parola principe della potestà dell'aria? Non è che il diavolo vola, no? Non è questo il concetto. Principe della potestà dell'aria o principe della potestà dell'atmosfera. Il diavolo è capace di influenzare che cosa? I pensieri, l'atmosfera. Quando noi diciamo che, per esempio, chi è andato a Parigi già? Chi? Ok. Noi diciamo che Parigi ha un'atmosfera romantica, no? Perché tutto là traspira romanticismo, ok? Fiori da una parte, quelli che suonano il sax, dall'altra il violino, no? Tutti.
C'è un'atmosfera intera. Fratelli, il diavolo è capace di influenzare i pensieri e l'atmosfera di una famiglia, di una chiesa, di una nazione. C'è stato un periodo terribile nella storia, che è stato il periodo del nazismo. Ok? Non è tanto in là, è 60 anni, 70 anni fa, ti ricordi? Il diavolo ha cominciato a influenzare una persona, che si chiamava Adolf, te la ricordi? Attraverso questa persona che aveva un carisma terribile, ha cominciato a influenzare degli ufficiali, poi la nazione è stata influenzata, cosa è successo? Con chi se la son presa principalmente? Con chi? Con gli ebrei. Perché gli ebrei? Perché gli ebrei sono il popolo di Dio. Tu pensi che lui non sia capace di entrare nella tua casa e dirti che tua moglie ti tradisce? E tu sei capace di crederci? Tu pensi che lui non sia capace? Sai che quando il diavolo comincia a ragionare con te, se tu entri in un dialogo col diavolo, tu sei perduto, tu hai finito di vivere, perché il diavolo è molto psicologo nella situazione. Il diavolo conosce molto bene la tua vita, il diavolo sa quali sono le caratteristiche della tua famiglia, il diavolo conosce molto bene i punti deboli. Ti è mai capitato di sentire quella frase, no? Tale padre, tale figlio, no? Vero? Poi il nipote, il pronipote, eccetera, eccetera. C'è una caratteristica nelle famiglie, no? E il diavolo sai cosa fa? Approfitta, lui entra, comincia a lavorare in quella tua debolezza, poi passa nel figlio, poi passa nel nipote, e quella famiglia, generazione dopo generazione, ti ricordi la parola di Dio quando dice io benedirò le tue generazioni fino alla 1000ª generazione di quelli che credono in me, ma maledirò fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Sai perché? Perché il diavolo approfitta delle generazioni. Tu che sei qua stasera, che hai un figlio, chi è papà e mamma qua stasera? Alzi la mano, per favore. Tu hai un privilegio enorme. Essendo credente, di spezzare la catena del male delle tue generazioni. Tu hai questo privilegio, ma hai anche una grande responsabilità. Se tu passi ai tuoi figli la maledizione che è stata lanciata all'inizio della storia dell'umanità fino ad oggi, caro mio, tu sarai collaboratore del diavolo. E purtroppo tante famiglie sono distrutte proprio per questo. La parola di Dio dice proprio così. Non me l'avete cambiato? Ok. Anche voi eravate morti nelle vostre colpe e nei vostri peccati, nei quali un tempo viveste alla maniera di questo mondo, seguendo il principe delle potenze dell'aria, quello spirito che oggi opera negli uomini ribelli, nel numero di quei ribelli del resto siamo vissuti anche tutti noi un tempo, con i desideri della nostra carne, seguendo le voglie della carne e i desideri cattivi, ed eravamo per natura meritevoli di ira come gli altri. Anche io e te una volta eravamo lì, ma il Signore ci ha completamente liberato. E sai una cosa? Il diavolo fa l'imitatore. La parola di Dio ci dice, Matteo capitolo 13, 24-27, dice: egli propose loro un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che aveva seminato il buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò le zizzagne in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparvero anche le zizzagne. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è la zizzania? Il diavolo è grande imitatore di Dio. Allora ti voglio fare una domanda, che è un test anche. C'è qualcuno qua che a volte o più spesso si sveglia di notte? Ok. Avete mai notato che l'ora generalmente in cui voi vi svegliate di notte va dalle 2:30 alle 4? Sapete perché? Lo sapete il perché? Perché alle 3 di notte le sette sataniche si riuniscono per pregare contro la Chiesa di Dio. Sapete perché loro si riuniscono alle 3 di notte? Perché alle 3 del pomeriggio il nostro Signore è morto, alla 6ª ora.
E loro festeggiano questa ora alle 3 di notte e mandano e lanciano maledizioni contro il popolo di Dio, chiedendo di disturbare una schiera di demoni, i figli di Dio. Lo sapevate questo? Fratelli, dobbiamo aprire gli occhi sul mondo spirituale che è attorno a noi. Dobbiamo aprire gli occhi. Sapete che Torino è la città, una delle città più diaboliche, sataniche del mondo? È qua vicino a noi, qualche centinaio di chilometri. E loro pregano con una fede. Io ho visto un documentario di una setta satanica pregando, ho detto, Signore, se io avessi la stessa fede loro in te, il mondo sarebbe conquistato. E loro pregano con la sicurezza che il diavolo risponderà alle sue preghiere, alle loro preghiere. Loro mandano maledizioni contro i figli di Dio. E gente, noi dobbiamo essere svegli vedendo queste cose, sapendo queste cose. Il diavolo non gli piace che tu sei credente. Il diavolo non gli piace. E quante volte, fratelli, io ho preso questa occasione, ok, mi volete sveglio? Va bene. Allora cedo a questa cosa, ma io pregherò per i miei figli, io pregherò per il mio matrimonio, io pregherò per la mia chiesa, io pregherò per i miei fratelli, perché questa è un'occasione, fratelli, di svegliarsi e di combattere contro queste persone, combattere contro le schiere del male. Non cercare di raddormentarti se il Signore permette che tu ti svegli in quel momento lì. Comincia a pregare e ringrazia Dio che il Signore è morto per i tuoi peccati. Anche noi festeggiamo le 3 di notte. E diciamo gloria a Dio perché anche in questo momento tu sei nel controllo della situazione, Signore. Vuoi farlo insieme a me la prossima volta che ti svegli? Amen? Gloria a Dio. Ma ho bisogno di risposte io. Ok, facciamo così. Passiamo alle ultime 2 slide, per favore. Alle ultime 2. Abbiamo delle armi con cui combattere. La prima si chiama verità. Sai cos'è la verità? Non è la parola di Dio, è la nostra vita. C'era un ragazzino quando andavo a scuola io, no? Faceva una cosa molto interessante. Lui, ai miei tempi, no? Ho già 50 anni, 52 quest'anno. Quindi mi ricordo di quando avevo 14, 15, c'erano quelle radioline, no? Quelle piccoline che tu portavi. Questo qua era un maniaco del calcio, ok? E lui qualsiasi posto dove era, lui doveva avere questa radiolina per sentire la sua squadra. Ma è interessante che quelle radioline di un tempo non sono come i wifi di oggi, no? Super suono, tutto condensato in 2 millimetri quadrati che sembra un'orchestra, no? C'erano queste radioline che tu appena spostavi l'antenna, vero? Pietro, ti ricordi? Sì. Anche lui della mia fascia etaria. Ok? E c'erano queste antenne, no? Che tu cercavi di girarle da una parte dove chissà dove è andato a finire Pietro Paolo Virdis, no? Chissà se Bettega ha segnato. Del Gesù. E perché? Perché il suono dell'origine, c'era dall'altra parte il commentatore che parlava e la sua voce era normale, ma è ovvio che era il ricevitore che non funzionava tanto bene, no? A volte noi fratelli, sapete, funzioniamo come quelle radioline lì. Il Signore ci comunica un messaggio ben chiaro dal cielo e noi cerchiamo di girare l'antenna perché le nostre vite non corrispondono a quello che il Signore ci chiede e facciamo... Fratelli, la verità. L'Apostolo Paolo ha detto una cosa una volta che mi sconvolge. Non so come la pensi tu, no? Ma lui ha detto così. Un apostolo parlando a una chiesa che non conosceva ancora. Lui ha detto, difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene no. A volte noi ci sentiamo bene, fratelli, perché veniamo qua al culto, cantiamo, frequentiamo lo studio biblico, magari facciamo anche qualche preghiera, no? Ci sentiamo buoni, no? L'Apostolo Paolo sta dicendo, fratelli, guardate,
dentro di me, in questo sacco di polvere, non c'è nessun bene. Non seguitemi perché mi sono perso. State capendo quello che vi dico? A volte noi ci rivestiamo di una religiosità finta, falsa, che si riproduce nella nostra vita all'eternità e dentro di noi siamo dei veramente marci. Allora io e te siamo capaci di compiere qualsiasi cosa, lo sai o no? Basta cambiare le situazioni. Chi è papà e mamma qua? L'ho già chiesto prima. Se toccano tuo figlio, se toccano mio figlio, tu diventi una bestia scatenata. Ci credi? Noi siamo capaci di fare questo, ma noi a volte non lo riconosciamo. Ma fratelli, quando noi riconosciamo davanti a Dio che siamo così, in me, nella mia carne, non c'è neanche un minimo grammo di bene, sai cosa fa il Signore? Ho detto, ok, questo è il figlio con cui io voglio lavorare. Questo è il figlio che sarà usato in modo potente, questo è il figlio che farà grandi cose per me perché ha riconosciuto chi lui è. E se non sbaglio la parola di Dio ci dice che cosa? Che io sono venuto per i malati e non per i sani. Io e te non siamo sani, caro fratello, e più ci riconosciamo malati, più il Signore opera con noi, più Lui ci usa con potenza e con grazia. La prima arma che tu devi usare, la verità. La seconda, il nome di Gesù. Giovanni capitolo 18, versetto 4 a 6. Guarda cosa dice questo testo biblico molto forte. Ma Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadergli, uscì e chiese loro, stavano arrivando a prenderlo per portarlo in croce. Chi cercate? Gli risposero, Gesù il Nazareno. Gesù disse loro, io sono. Giuda che lo tradiva era anch'egli là con lui. Appena Gesù ebbe detto loro, io sono, indietreggiarono e caddero. Sai cosa vuol dire questo? Gesù stava dicendo, io vi permetto di venirmi a prendere, ma quando io uso il mio nome, voi cadete tutti a terra come niente. Voi non avete niente a che fare con me. Non so se hai mai chiesto cosa significa mettere nel nome di Gesù alla fine delle tue preghiere. Sai cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu pronunci questo nome santo nella tua preghiera e combatti contro il tuo nemico, il nemico indietreggia e dice ho paura del nome di Gesù. Non è la tua preghiera che fa scalpore, è il nome di Cristo. Quando io, Signore, nel nome di Gesù salva questa persona, ma tu ti rendi conto cosa succede nel mondo spirituale? Un macello, il diavolo scappa via. Ti riprendo nel nome di Gesù. Questa settimana ho avuto una discussione con mio figlio, ok? E lui ha cominciato a cantare, sai, quelle canzoni del mondo fastidiose proprio. Mio figlio non è ancora credente, ok? Devo rispettare la sua scelta per il momento. Non so se ti scandalizza questo, ma te lo dico perché tu possa pregare per lui, ok? Perché questo è essere famiglia di Dio. Ah, ma figlio di pastore deve essere pastorino. Dove c'è scritto? Chi convince, io o lo Spirito Santo? Io devo rispettare le sue scelte, perché se Dio non rispettava la scelta di Adamo ed Eva, aveva creato 2 robot, e neanche io ho creato un robot. E lui ha cominciato a cantare quelle canzoni fastidiose, con in mezzo, sai, anche delle paroline fastidiose. Sapete cosa ho fatto io? Ho detto, la prima istinto che mi è venuto è di scendere dalla mia seggiola, prenderlo per il collo, incollarlo al muro e dirgli, stai zitto. Ho chiamato mia figlia, ho detto, Giada, vieni qua, ascolta cosa sto facendo, io pregherò per tuo fratello. Ho detto, vattene via dalla mia famiglia nel nome di Gesù. Sapete cosa ha fatto? Nel momento stesso che io ho detto nel nome di Gesù, la sua bocca si è chiusa. Gente, quante discussioni evitate che noi potremmo evitare con nostra moglie, con nostro marito, con i nostri figli, se noi preghiamo nel nome di Gesù, perché significa che Gesù scende letteralmente dal suo trono e entra nella battaglia e vince lui per noi. È questo il senso di pregare nel nome di Gesù. Caro, hai a disposizione un'arma potentissima, il nome di Gesù. E Gesù una volta, sai che si è lamentato con i suoi discepoli, sai cosa ha detto? Voi non avete ancora chiesto niente nel mio nome. Questo è scritto nel Vangelo di Giovanni. Voi non avete ancora chiesto niente nel mio nome.
E lui si lamentava, ma come, io sono qua con voi e voi non chiedete niente nel mio nome? Fatelo, vedete cosa succede. Ma è ovvio, fratelli, ma è ovvio che la nostra vita deve essere in sintonia col Signore. Deve essere in sintonia col Signore. Ma tu hai questa arma potente che si chiama nome di Gesù. E infine, sangue di Gesù. Questo è l'ultimo testo che noi leggiamo. C'è scritto così, in 1 Pietro capitolo 1, versetto 18, dice: sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai padri. Guarda cosa dice questo testo. Il vano modo di vivere dei padri, parliamo delle generazioni precedenti, no? Dice che noi non siamo stati riscattati con cosa? Con cose corruttibili, oro, argento, ma dice con il prezioso sangue di Cristo. Sai che cos'è che spezza la catena del male? Che ti ha incatenato fino ad oggi? È il sangue di Cristo, versato sulla croce per me e per te. La vita stessa di Dio, versata sulle nostre vite, spezza le catene del male più tenebrose. Nelle chiese, fratelli, ho visto di tutto. Persone viziate con pornografia, persone viziate con la droga, persone viziate col denaro, persone viziate con la bugia, persone viziate con qualsiasi tipo di vizio esistente su questa terra. Questa domenica a Mantova è stato fatto un battesimo. Il mio cuore era diviso in due perché c'è stato un mio discepolo che è stato battezzato e voi non potete immaginare la vita che lui ha fatto. Dunque è stato praticamente morto per 2 volte, ha spacciato droga per 40 anni, ok? Gay, ne ha fatte di tutti i colori, ma sapete cosa ha detto alla testimonianza? Ha detto: il Signore mi ha liberato da tutto questo. Sapete che cosa? Il sangue di Cristo. Allora tu che sei qua stasera, che hai un vizio, che non riesci a liberarti, il sangue di Gesù spezza questa catena, ma bisogna che tu lo voglia. Perché dice la parola di Dio che dal vano modo di vivere dei nostri padri noi siamo stati liberati con che cosa? Col prezioso sangue di Cristo. Tu vuoi essere liberato da questo? Vizio di fumo, vizio di pornografia, vizio di denaro, vizio di bugie, vizio di ipocrisia, ci sono tanti vizi. Il Signore è qua per dirti: tu sei libero attraverso il mio sangue, ma bisogna che tu lo voglia. A volte, fratelli, c'è quella, io la chiamo la lavatrice dell'anima, no? Sai quel buco che si forma qua dentro quando tu pecchi? Che cominci a sentire un vuoto qua nel centro dello stomaco. Ti è mai capitata questa sensazione? Tu pecchi e dopo cominci a sentire una roba qua. Oggi il Signore ti dice: vuoi togliere quel senso di vuoto terribile che tu hai dentro? Sono qua per liberarti. Sono qua per prendermi cura della tua anima. Sono qua per guarire i tuoi sentimenti. Sono qua per te. Il Signore ha dato la sua vita per la tua vita, anima per anima, ma bisogna che tu lo voglia. Io vorrei pregare per te questa sera. Io ho chiesto al Signore di liberarmi da tante difficoltà e Lui l'ha fatto, una ad una, lo sta ancora facendo. Stiamo facendo un percorso insieme. Ma Lui non vuole solo me, vuole anche te. Lui vuole un cristiano, un credente totalmente libero dalle catene spirituali malvagie per essere una benedizione per questo mondo, perché il mondo ha bisogno di vedere delle persone cambiate dal sangue di Cristo. Chiudi i tuoi occhi, io voglio pregare con te. Pensa alla tua vita, a tutto quello che fino adesso ti ha impedito di vivere un rapporto personale libero col Signore. La battaglia spirituale attorno a te è terribile, a volte.
brutta. Tu non riesci a liberarti, perfino dall'incredulità, che è una delle più brutte malattie che esista, spirituale, psicologica. Ma il Signore è qua per dirti: io voglio che tu sia libero. Voglio che tu sia libero. Ma tu lo devi volere insieme a Lui. C'è qualcuno che ha sentito che il Signore gli stava parlando questa sera? Alzi la sua mano nel nome di Gesù. Dio ti benedica, 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 Dio ti benedica là dietro, Dio ti benedica qua in fianco. Il Signore ci sta liberando, fratelli. Il Signore ci sta liberando. La battaglia spirituale continuerà, ma tu avrai le armi della vittoria, perché le catene saranno spezzate nel nome di Gesù. Tu vuoi che il Signore agisca nella tua vita? Alza la tua mano, non lasciar perdere questa occasione nel nome di Gesù. Dio ti benedica là dietro. Amen. Io so che tu che stai prendendo questa decisione, tu diventerai una benedizione per questo mondo, per questa chiesa, per la tua famiglia e per tutte le persone che stanno attorno a te, perché Dio vuole delle persone libere. Amen. Possiamo alzarci tutti in piedi e chiediamo al Signore. Invito il gruppo di lode, per favore, intanto. E mentre il gruppo di lode canta una canzone, tu che hai alzato la tua mano, io ti invito a venire al tavolo operatorio del Signore, qua davanti, insieme a me, no? Pregheremo insieme. Tu sei prezioso per il Signore, ok? Qualcuno che vuole dare un abbraccio a Christopher? Fai di questo canto una preghiera. Oggi voglio più di te, Gesù, più del tuo amore, più del tuo perdono, più della tua passione. Oggi voglio più di te, Gesù, oggi voglio più di te, Gesù, più del tuo amore, più del tuo perdono, più della tua unzione. Più di te, più di te, voglio di più di te, Gesù. Più di te, più di te, voglio di più di te, Gesù. Non cedere posto ai pensieri del nemico. La tua vita è preziosa per il Signore, perché Lui ha dato la tua vita, la sua vita per te, preziosa. Non importa l'aspetto fisico, non importa se sei intelligente o no, non importa se hai un titolo di studio, il Signore è per te. Tu
per il Signore, sei prezioso per quello che sei. E stasera il Signore compirà delle liberazioni nel mondo spirituale. Le catene sono spezzate nel nome di Gesù e il sangue di Gesù ha lavato tutti i tuoi peccati. Non avere paura, il Signore è con te. Amen. Preghiamo. Signore, in questo momento noi dichiariamo la libertà nel nome di Gesù e per il sangue di Gesù versato sulla croce. Le nostre vite, Signore, sono dedicate a te, Signore, sono consacrate a te. Se c'è qualcuno, Signore, che questa sera sta dicendo: Signore, io non ti conosco ma ti voglio nella mia vita, tu possa sigillare con il tuo Spirito Santo nel nome di Gesù, e che tu possa, Signore, fissare il tuo spirito dentro di lui, e che le catene, Signore, questa sera cadano nel nome di Gesù. Grazie, Padre, per la vita dei miei fratelli che sono qui davanti, che hanno accettato questa sfida, Signore, di combattere contro il peccato e di combattere contro le forze del male. Apri i nostri occhi, Signore, affinché le forze del male cadano e finché noi, Signore, possiamo vincere insieme a te. Grazie, Padre, perché sappiamo che siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Gloria a Dio. Amen. Possiamo fare un applauso al nostro Signore.